cappuccio. Mi spiace tagliare. No, non si possono tagliare. Mi dispiace, no. Questa va tenuta con le gambe perché c'ha il suo perché. Ecco, e poi con ventola c'è Peppini, Dandini no, mi spiace, Dandini è con vendola. E qua, sì. Ma Prandelli è candidato alle primarie. No, Prandelli in squadra qua. Allora, ecco, Rivera, cielo, però no, manca. Rivera, manca. Moretti, cielo. Poi. Stamattina, leggendo il giornale, ho capito che sono nel fantacalcio delle primarie. Quanto hai pagato, puppato, per comprare Paolini? Soprattutto chi hai pagato, visto che non mi sono arrivati ancora i soldi? Voglio dire, ognuno si è fatto la squadra. Un bel campionato. Chi sei tu? Per me, tu sei il Chievo. Vabbè, lo so, il portafoglio del Chievo era un po' più scarso, però Dio come li ha fatti dannare. È esattamente quello che mi aspetto da te. Ho letto stamattina che anche Moretti gioca in squadra, non male. Ha alzato il telefono e ha detto: Laura, di qualcosa di sinistra? Memorabile. Io non te lo dico. Non mi interessa. Sono anni che ho rinunciato a quella classifica fastidiosa, cosa è di destra, cosa è di sinistra. È ovvio che mi aspetto qualcos'altro da un governo del mio paese. Mi aspetto qualcosa che assomigli meno al calcio, per esempio, che assomigli meno alle figurine, per esempio. Io voglio qualcosa di credibile, voglio qualcosa che corrisponda a un futuro nel quale non devo soltanto stare a guardare quello che mi succederà, mi cadrà addosso con l'impotenza della politica, ma voglio sapere che cosa posso fare per questo paese, cosa posso fare per i miei figli che non ho, ma per i figli degli altri, cosa posso fare? Allora, vi ricordate i binomi fantastici di Gianni Rodari? Ecco, io non voglio, da te non mi aspetto che tu mi dica qualcosa di qualche cosa, ma io mi aspetto che tu mi dica qualcosa giusto e fattibile, qualcosa di coraggioso e affidabile, qualcosa che sia verosimile e durevole anche. Non mi bastano delle affermazioni che si possono dire e dimenticare. Non mi basta quello che nella mia terra si chiama magna desmentega. Io vorrei qualcosa che tra un po' continuasse a rappresentare un futuro, qualcosa che non fosse tramontato troppo in fretta. Io so che tu hai questa concretezza, questa capacità di scegliere delle cose, te la riconosco, la sento e ho bisogno di gente che facendo politica mantenga questa capacità di riconoscere ciò che vale e ciò per cui vale la pena di impegnarsi, non in maniera velleitaria. Se tu non ti fossi presentata, forse non sarei venuto a votare alle primarie. Perché non c'è solo la logica, c'è anche una ragione di cuore nel decidere di fare delle cose. E tu me l'hai data. Me l'hai data perché credo che tu possa fare quello che ti impegni a fare in maniera sensata. È questo che mi aspetto da persone come te. Ti ho paragonato a Tina Anselmi perché è questa la sensazione che ho ricevuto, la sensazione di chi sa parlare una lingua in cui si capiscono le cose. No, di programmi non voglio parlare, non è quello. Vorrei parlare di un'altra cosa. Voglio parlare del risultato delle primarie. Ce l'ho. Ho i giornali. So già i risultati. Ha vinto la democrazia. Partecipazione straordinaria. Gli italiani hanno capito il messaggio. Lezione di maturità. Naturalmente, poi
dalle dichiarazioni hanno vinto tutti. Sì, ha vinto Tabacci, ha vinto Bersani, ha vinto Vengola, ha vinto Renzi. Vorrei che tu non dicessi di aver vinto, mi piacerebbe che tu non dicessi di aver già vinto solo perché hai partecipato, perché non è questo. Non si tratta di raccontare con questo linguaggio sempre la stessa cosa. Noi lo sappiamo che ce ne dovrebbe essere uno che vince e gli altri che perdono, perché normalmente quando partecipiamo sappiamo che va così. E a partire da una chiarezza sulle cose che si può ristabilire un senso nella politica. Si può anche dire non ho vinto, punto. Dopodiché cosa faccio? A me non interessa non ho vinto ma ho vinto, non è questo. E non ti voto perché tu vinca, lo so benissimo che non vinci, Laura, però so che dopo che sono finite le primarie e il gioco delle figurine è finito, c'è un sacco di lavoro da fare. Io credo che tu lo possa fare. Da parte mia, credo che siamo dalla stessa parte e che possiamo fare uno per l'altra e per questo paese delle cose, senza bisogno di metterci sulle figurine. Forza Laura.